Buongiorno a tutti, siamo in studio con Daniela Cornaviera, che è la presidente dell'Università del Tempo Libero Città di Mestre. E lei è stata nella sua vita professionale un'insegnante, una docente, insegnava francese, ma anche per un periodo ha insegnato agli adulti. Ci racconta un po' di questa sua storia. Sì, io sono stata insegnante di francese all'ITC Foscari di Mestre e poi per un lungo periodo sono stata formatore dei docenti di francese della provincia di Venezia e quindi ho sempre lavorato nel campo della formazione. Poi nel 99, a seguito di un concorso, sono passata all'IRRE Veneto, che è l'Istituto regionale di ricerca educativa. E lì è stata un'esperienza molto importante perché anche lì ho lavorato appunto nella formazione, nella ricerca, nella sperimentazione. Mi rendo conto adesso di avere veramente acquisito molte competenze che adesso metto in gioco anche nella mia nuova professione, diciamo, perché in effetti sto lavorando come se fosse veramente un altro lavoro. Ecco, appunto, è successo che dal momento della pensione non è rimasta con le mani in mano, non si è scoraggiata e appunto ha assunto questa nuova occupazione che è di tipo volontario nel far imparare ad altri adulti molte altre cose nella loro vita. Sì, io diciamo che sono stata messa in pensione forzatamente perché io amavo il mio lavoro, è un lavoro interessante, un lavoro di ricerca e un lavoro anche a contatto con gli altri docenti e quindi era un bel lavoro. Però appunto quando sono stata messa in pensione ho pensato subito di entrare nel volontariato e ho conosciuto questa associazione che è l'Università del Tempo Libero, che molti confondono con l'università della terza età, però è una cosa diversa perché è più piccola e quindi ha la possibilità anche di avere dei momenti di socializzazione perché è uno proprio dei pilastri anche e degli obiettivi della nostra associazione. Quindi sono entrata e ho iniziato insegnando, facendo il corso di francese perché è la mia disciplina e però ho fatto anche un corso che ha avuto un grande successo, che sono i balli di gruppo. Perché proprio quando io sono andata in pensione ho pensato cos'è che mi piace, qual è la mia passione. Ho detto, a me piace il ballo e ho visto che in questa associazione c'era la necessità, nel corso delle feste, di fare qualcosa che potesse essere fatto da persone anche singole, perché molto spesso in queste associazioni ci sono persone sole e quindi i balli di coppia, i tanghi, i valzer erano una cosa un pochino squallida. Per cui ho pensato a questi balli di gruppo e ho avuto veramente, ho proprio toppato giusto, insomma è proprio stato proprio giusto, ho indovinato giusto, ho avuto l'anno scorso una trentina di persone e quest'anno ho dovuto raddoppiare il corso perché ne ho una sessantina, quindi ne faccio due. Questi sono un po' i due pilastri dell'Università del Tempo Libero, e cioè la cultura e la socializzazione. Sì, la cultura perché noi veramente abbiamo un'offerta veramente molto ricca perché facciamo praticamente 14 ore di lezione, conferenza ogni settimana, perché abbiamo due sedi, una sede all'Istituto Berna di Via Bissuola e l'altra sede è alla Gazzera presso il centro civico Manin. E praticamente le persone si possono trovare tutti i giorni e si possono trovare insieme nella stessa sede, hanno l'opportunità di seguire queste lezioni conferenza che veramente spaziano in tantissimi campi. Ce ne dice qualcuno? Sì, letteratura, filosofia, astronomia. Ieri, per esempio, ho assistito anch'io a una lezione di alimentazione naturale. Poi abbiamo fatto anche una lezione di ginnastica, di mantenimento. Quindi pensando anche al corpo, non solo alla mente, perché anche questo, non solo la mente, ma anche il corpo. E questa è anche l'idea proprio anche di questi balli di gruppo dove pensiamo anche al benessere fisico e nello stesso tempo anche al benessere mentale, perché muoversi assieme agli altri e con la musica crea veramente una sensazione di benessere che poi dura proprio tutta la giornata, è proprio un qualche cosa di chimico
che si produce nel nostro organismo, per cui veramente tutta la giornata uno resta su di, non vorrei dire su di giri, ma insomma, cioè, con una sensazione di benessere proprio. Oltre alle conferenze c'è anche tutta un'offerta di corsi annuali di materie, diciamo, istituzionali. Quali sono? Sì, sì, abbiamo tutti i corsi annuali, che quindi questi sono a numero chiuso, perché cioè, il numero che contiene la sala, e anche perché sì, non potremmo fare dei numeri troppo grandi, perché sono i corsi di lingua, e quindi abbiamo 4 livelli di corsi di inglese, poi ci sono 3 corsi di francese, 2 corsi di spagnolo e 3 livelli anche di tedesco. Quindi questo per le lingue. Poi abbiamo i corsi di informatica, anche questi su vari livelli. Poi abbiamo il corso di fotografia e fotoritocco, di artigianato etnico, di bridge, di burraco. Quindi abbiamo veramente un'offerta molto, molto ricca, ma anche e soprattutto nelle conferenze del pomeriggio, che poi sono sempre aperte a tutti. Difatti noi siamo obbligati ad avere una grande sala, che è la sala dell'Istituto Berna, e la dobbiamo avere perché l'accesso è a tutti. Noi non sappiamo quanti sono i soci che possono arrivare, no, per seguire queste conferenze, per cui dobbiamo avere grandi spazi. Chi si vuole unire a questa grande famiglia cosa deve fare? Deve venire in via Poerio, dove abbiamo la segreteria, e quindi iscriversi. L'iscrizione annua è di 70 euro e dà diritto a tutto. Infatti i corsi poi non si devono pagare in più e si possono frequentare, cioè noi facciamo frequentare 3 corsi per dare modo a tutti di poter partecipare. C'è anche il coro, ecco, quello invece è aperto a tutti, il coro. E poi tutti i pomeriggi le persone infatti sono stupite quando sono iscritte a un corso, poi si domandano: ma come posso anche andare al Berna? Cioè, sembra una cosa strana, perché in effetti l'offerta è veramente molto ampia e anche molto variegata e molto interessante. Perché anch'io ho seguito, io non posso seguire tutto perché ho anche molto da fare nell'organizzazione, però ho seguito dei corsi e veramente il livello a volte è veramente molto alto. Detto da lei che se ne intende perché nella sua vita professionale appunto ha seguito proprio questi settori. Allora ringraziamo la professoressa Cornaviera, le indicazioni tecniche, i numeri di telefono e tutti i recapiti si trovano su Gente Veneta cartaceo, e grazie a tutti.